Professore, ecco, lei parteciperà a questa iniziativa sul biologico qui presso il vostro istituto agrario? Sì, noi abbiamo sposato benissimo questa occasione o questa opportunità che ci ha dato il dottore Alaimo Di Loro, in quanto già l'azienda che noi abbiamo annessa nel nostro istituto è passata da una lotta convenzionale ad una lotta biologica, quindi ad oggi è certificata dall'Associazione Suolo e Salute. E noi sposiamo bene questo progetto e quindi in 3 moduli per riuscire a dare ai ragazzi un quid in più per la professionalità. Non solo, ampliamo l'offerta formativa, in quanto oggi ce lo chiede non solo e ce lo impone la normativa vigente, ma ce lo chiedono gli imprenditori di Canicattì. Quindi avere una professionalità in più ci darà una marcia in più ai nostri ragazzi. Oggi parlare di sostenibilità si parla non solo dal punto di vista economico, ma anche ambientale e sociale, perché riuscire a dare un prodotto sano ci permette anche di abbassare quei costi che la sanità oggi hanno. Oggi c'è un'incidenza paurosa nel nostro territorio di malattie, ahimè, che ci danno problemi. Professore, ecco, in una città come Canicattì, dove l'uva Italia è, diciamo, il primo prodotto importante per l'agricoltura, questo corso di biologia quanto è importante per gli alunni che poi saranno i futuri agronomi siciliani? È importante perché gli imprenditori ce lo chiedono. Oggi qualsiasi prodotto che parte da Canicattì vengono fatte delle analisi di residuali. Ecco che i ragazzi, seguendo dal punto di vista professionale tutte le fasi fenologiche del vigneto, possono dare un aiuto non solo dal punto di vista economico, con la riduzione dei costi, ma anche dare una certa sanità del prodotto. Sono docente in questo percorso di Italia Bio, sono laureato in agraria e sono laureato in scienze alimentari. Ho un'azienda agricola sul territorio siciliano, anche se non sono siciliano, ma ho creato qui la mia realtà. È un'azienda agricola multifunzionale, faccio anche ospitalità, faccio anche operazioni sociali, corsi. E sono qui per portare il mio punto di vista. Ovviamente la nostra è una squadra di persone che sono tutti tecnici ma con realtà diverse alle spalle, e il mio punto di vista sarà portare un approccio all'agricoltura appunto olistico. Ci sono molti metodi per fare una buona agricoltura, renderla sostenibile economicamente, essere attrattiva anche per i giovani, ed è appunto ai giovani che noi vogliamo comunicare tutto il potenziale che ha il territorio, la potenzialità che loro potrebbero diciamo esplicare in modo creativo, creando lavoro, facendo agricoltura, ma non solo, proprio diventando loro stessi presidui, potendo fare anche ospitalità, potendo anche creare realtà sociali condivise. Questo è il nostro punto di vista, ecco. Quindi lei ritiene importante questa iniziativa in campo nazionale? Tra l'altro Canicattì, l'istituto Galileo, fa parte di una rete nazionale ed è l'unico istituto rappresentato in Sicilia. Assolutamente sì, in realtà dal mio punto di vista dovrebbe essere aperto proprio a tutti, non solo a noi che siamo del settore, ai ragazzi che lo diventeranno, ma anche ai consumatori di domani, e quindi occorre portare consapevolezza. Sì, esistono agricolture a 2 velocità, c'è quella convenzionale che tanto dicono che è necessaria, ma crea anche tanto inquinamento, e è un po' in antitesi con i propositi europei dell'Agenda 2030, e c'è invece un'agricoltura che è molto più sostenibile e che tutto sommato può diventare anche sostenibile economicamente se gestita in modo creativo. Le persone che
sono in questo settore devono imparare anche proprio a fare marketing di loro stessi, a proporsi a un pubblico, a fidelizzare, a spiegare alle persone perché è importante fare buone pratiche di agricoltura.